No, I'm not a writer. Il CP oggi è stranamente coccoloso, mi è sempre qua appiccicato, vero CP? Ci siamo fatti le coccole per mezz'ora prima. Perché di solito il CP, quando è così coccolone, è perché vuole le pape. Ma abbiamo già mangiato le pape, addirittura abbiamo mangiate anche doppie perché il CP aveva un po' di fame. Vero CP? Cosa c'è? Vuoi le attenzioni? Vuoi i coccoloni? Buongiorno CP. Cos'hai da raccontarmi oggi? Sì, bacini? Mi racconti i bacini? Mi racconti i bacini? E digli come, racconta come mai sei così coccolosa oggi? Cos'è successo? Cos'è successo? Sti CP moderni. E niente, di nuovo qui. Oggi siamo tanto coccolosi. Sì, tanto coccolosi. Sì, bacini, bacini. Sì, tanti bacini. Tanti bacini, tanti bacini. Quanti bacini? Quanti bacini questo CP? E te hai voglia di star così coccolata? Mm? Hai bisogno di coccoloni? CP? Cara. Guardala. Guarda che ruffiana. Dai, dimmi. Forse vuoi qualche potaccio? Ma sai che fanno male i potacci? Non si può mangiare i potacci. Forse volevi il tuo biscotto? Dov'è il tuo biscotto? No, tu i coccoloni oggi. Cara. Va bene, dai. È perché io stavo montando i video, no? E montiamo i video assieme. Facciamo io e te. Tu fai l'art director e io faccio quello che schiaccia i bottoni. È un buon lavoro, ti dicono. Che mestiere fai? Quello che schiaccia i bottoni? Che poi CP digli, è anche bello farti i coccoloni, no? Perché siccome il CP ogni tanto, siccome si rotola per terra, dopo insomma quando andiamo fuori, quando c'è magari che ha piovuto e se sa da freschin, no? E allora io ho letto come soluzioni naturali su internet per sentire meno gli odori dei CP, il discorso, eccola là che già prevedeva, che diceva il discorso di passarli con l'aceto. Allora ho preso dell'aceto di mele e questo aceto di mele gliel'ho spalmato con uno Scotex nel pelo, no? E effettivamente non spuzza più da freschino. Sì, quindi ora abbiamo un CP coccoloso, sì. Giorgio, buongiorno, sono Yuri, il ragazzo del camper, quello che aveva portato al bombolone. Sì, ciao, dimmi. Buondì, ascolta, mi dà stesso problema e si riblocca subito. Mica ho fatta fare a Manfi a 5 euro, però si blocca subito come prima. Che cazzo, fatemi 20 euro, madonna. Oh. Dove ti fare gas di solito? Il Triven Gas, ho provato il Triven Gas della Clea. Ma sempre mi dà. Cioè, ti devi buttare dentro e dove va dentro? E si blocca subito, immediatamente. E ora godita, vabbè, messo a metà serbatoio, butta dentro il mango 5 euro. E ora l'ha fatta a man, l'ha forzato 5 euro. Per forzare, man. Cioè, ti devi su a pistoia. A pistoia, se blocca da soia. Lui però la tenua premua fin arrivare a 5 euro in stesso. E quando la base ti dentro, E adesso pide metà pien. Fuori la roba. Perché ti serve fare il pieno? Si può provare? Sì, perché dovevo andare via. Prova, allora, dentro di nano, quello che ti riesce a consumare un disegno con una baita, disegno come fabbrica droga, ben insieme così. Quando è che ti fa che ti poi ve lo finito di la settimana prossima, quando? Manca minimo una settimana. Allora, il giorno che andavo a fare il gas, il giorno che sono andato al distributore, e venga di un attimo, vuoi vedere la roba, ok? Perché se blocca non dà tante alternative, non è che ti dà tante alternative, perché per me è impossibile, l'ho fatto 2 volte, prima ho fatto dentro sul mio frugo, dopo ho messo sul bombo, sono andato a fare di 10 euro al distributore, tutto quanto regolare, e ti ho provato di là, allora che non lo pagava. Va bene, allora dico così, settimana prossima, quando che ti finito il gas, o cioè quasi finito, che una baita sola, ti dice, allora mi dice, allora che sono andato a fare gas e vieni un attimo da così, d'accordo? Perfetto, sarà sulle 8:30 della mattina circa. Ma sì, facciamo il giorno prima. Basta che non sia il martedì o le gioba a mattina. Va buon, no marti e no zioba, es me segne. Sì, perché se è 8:30 posso capire, perché mi è 9 ogni impegno sono, no, poi non venga 8:30,
mezza, sì, tranquillo. Vabbè, ma Tranquillo, te benissimo. ciamme comunque il giorno prima, il giorno prima te ciamme. Perfetto. Oh, grazie, Oro, grazie, ciao. a te, ciao Giorgio. Ciao. Ecco, hai sentito, o meglio, hai letto perché metterò le traduzioni in italiano, no? Vabbè, comunque gas ne abbiamo e proseguiamo intanto in questi giorni così. E buongiorno Italia, indovina dove siamo oggi? Allora, casomai dopo ti faccio vedere le foto perché fa un freddo becco, siamo qua... Cioè, sempre nei momenti in cui faccio tipo il National Geographic e finisce la batteria. Vabbè, comunque siamo praticamente nel Golfo di Trieste, qua, no? Nel mare di Trieste, perché siamo davanti al castello di Miramare. Sono sceso prima a fare 2 o 3 foto, solo che appunto fa un freddo becco, adesso ci siamo rintanati qua. Prepariamo la cena, mentre facciamo la cena facciamo aperitivo, mentre facciamo l'aperitivo provo a vedere se riesco a fare qualche video, perché sai, notturna i video devo ancora imparare a fare. Tutto sto plurale non solo perché c'è il CP che è qua che fa finta di dormire, ma perché c'è anche la Alessia e per chi ci segue fuori dall'Italia, De Alessia. E adesso arriverà quella parte, diciamo, di stagione dove io morirò dal caldo, mi mancherà respiro e sta qua con la stufa a manetta attaccata davanti alla stufa. Allora, la chef ha i fornelli, no? Che ci dà le spalle, ci dà le chiappe. E io gli inquadro le chiappe così impara. E alle prese, cos'è che abbiamo stasera? Stasera mi ha fatto il pasticcio, o chiamasi anche lasagne. Senza il glutine, esatto. Cioè, metti uno che ha voglia di un po' di glutine e dice, ah, c'è del glutine per cena? No, niente, un cazzo. Zero glutine, anzi un pipino perché deve diventare un canale non volgare. E Coradicchio l'ho detto e beh, è vegano, ecco, e via. Che a vederlo così, se vuoi la verità, sembra anche buono, so poi una bugia, no? Sembra uno schifo. E raccontiamo che è il tuo cappuccino nuovo, che andiamo a sfoggiare il tuo cappuccino nuovo, col pile dentro, il buchino qua per il collare. Un bel cappuccino! Eccoci qua, questo è il panorama del nostro ristorante di questa sera. No, non so come verrà la ripresa, però è così. Sì, di là ci sono 2 che stanno facendo le zozzerie e qua c'è che ci aveva colpito, no? C'è il mare schiarito dalla luna, che è una cosa spettacolare veramente. E noi facciamo una cosa veneta, un po' così, il nostro aperitivo qua in riva al mare. Stupendo. Il bicchiere più figo è mio. E c'hanno sempre il suo fascino sti bar qua del Zingano. Vedi, noi saremo proprio davanti all'entrata del castello letteralmente, no? E siamo parcheggiati nel parcheggio degli autobus, c'è un cartello divieto di camper, ma non capisco se è divieto di camperaggio o di parcheggio proprio dei camper. Sai che ogni tanto si inventano ste robe. Qua ci sono i 2 che si infrattano. E aperitivo anche al CP. So che è lì che guarda l'acqua. Mi vieni qui. Ma è roba da matti, sti cani autopericolosi. E adesso si mangerà col CP che ci importuna. Che vuole anche lei il cibo. Che vuole il cibo. È CP. Ma c'è il tuo cibo. I tuoi cibi da CP. Buon appetito. Buon appetito. Il motivo per il quale mi sono fidanzato con l'Alessia è il pasticcio radicchio. Non è facile mangiare con un CP a fianco. Ecco i CP che spucano da sotto le ascelle e tu devi mangiare così, con un CP così sotto braccio che ti guarda con aria da psicopatico il tuo cibo. Che ti dà anche quell'effetto Venezia, quell'effetto acqua alta, no? Perché in realtà sono le bave del CP che ti idrata tutta l'area a pranzo. Poverino, guarda che occhi da cane bastonato, da cane denutrito. Guarda che hanno detto tutti che sei ciccione, adesso non vorrei dire, ma tanti hanno detto che ciccione che è diventato il CP. Il dito medio. Devo insegnare il dito medio. Signori e il bis de pasticcio. Sì, ma io devi fare la puntina al castello di Miramare, fai la puntina al pasticcio. Ti ho detto, il pasticcio è il motivo per cui io... Sei venuta a controllare. Cosa fai? Mi lecchi le cose? Va a controllare anche la Leslie. Controlla tutto sto cane, è terribile.
Finito tutto. È vuoto. Sei comoda? Sopra l'Alessia? Si sta comodi? Eh sì? È morbidosa? Caro Cipi, bella come il sole sei te, belli guarda che occhioni che hai. Gatto! Occhioni un po' da prostituta perché fai finta Il di gatto. essere triste. Il gatto. Ma non c'è il gatto di mare? Ah beh sì, il pesce gatto, è vero? Ah no, forse sì. Che non so neanche se uscire perché alla fine, guarda, ce l'ho qua il panoramation. Panoramation. Che riprese un po' alla cassation. Ah, una cosa che un po' mi dispiace è che non possiamo dormire qua, cioè non possiamo, dopo non vogliono, non vorranno che dormiamo qua. Era bello, no? Cioè ti svegliavi, tac, avevi il mare, guarda. Non so perché mi viene a dire il Golfo di Trieste, magari è il Golfo di Trieste, no? Sì. Peccato. Comodi Cipi? Eh? E digli anche tu, ti metti nella mia cuccia, non so, minimo ti siedo sopra. Sì, mi secca tanto dover abbandonare questo parcheggio qui perché volevo svegliarmi e vedere la vista a mare. Adesso però facciamo una camminatina di là e vediamo com'è la situazione. Mal che vada parcheggiamo in parte all'altro camper che non è in riva proprio al mare, però insomma pazienza. So, io qui volevo, guarda che bello, porca miseria, ti svegliavi, vedevi sta immensa vastità del cacchio che me ne frega e poi la città di là. Eccoci, allora noi praticamente ci mettiamo in parte a questo camper, però parcheggiati come ha parcheggiato la Ford Fiesta. Occhio che mi giro. E zac, siamo comunque vicini all'entrata. Minchia, cosa lungo questo, 20 metri? Vedi il bello di arrivare col camper, praticamente parcheggi dove vuoi, trovi sempre parcheggio, no? È figata sta roba. Sì, calma, se arrivi di notte, se arrivi di giorno sono cacchi, là sì, cioè è grande, questo e quello, là hai veramente difficoltà. E qua all'entrata poi puoi trovare anche questo ostello, cioè la faccia dell'ostello, parlo tal Casabianca degli Jesolo. Ara che luna, ara che mare. Praticamente ti spiego il cartello, allora con la bici non puoi fare lo stopping, che è quando freni con l'anteriore e alzi il culo dietro, e col camper non puoi avere la porta a sinistra, ma noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo a destra. Guarda che splendore la mia casetta, guarda che splendore. Allora, tecnica camperista, praticamente vedi la parte della stufa dove c'è il boiler attaccata alla siepe, che così è riparata dal vento, oscurante esterno, e adesso ci mettiamo anche quelli interni. E basta, via!